Eccoci di nuovo in diretta dal cimitero di Mestre. Stiamo attendendo alle 15 di farvi partecipare alla celebrazione della Santa Messa presieduta dal Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, però prima la seconda parte di questo nostro viaggio, questa volta all'interno del cimitero di San Lazzaro. Questo è il cimitero di San Lazzaro di Treviso, pensate 140.000 metri quadri, aperto nel 1848. Prima, per quello si chiama San Lazzaro, qui c'era il lazzaretto della città ed era gestito dai frati minori osservanti, parliamo del 1213. Arriva qui il cimitero di Treviso naturalmente con l'editto di Napoleone Bonaparte, come del resto in tutta Italia, quindi si portano qui i morti che c'erano all'interno del centro della città, vicino alle chiese. Siamo qui perché vogliamo fare un giro, come abbiamo fatto per Venezia, per incontrare chi ha lasciato un'impronta importante per la città, ma non solo, e partiamo da un libretto che io ho in mano, ma che è stato pensato da Letizia Ortica, già consigliere comunale. Buongiorno Letizia. Buongiorno. Questo libretto è, diciamo così, il nostro piccolo itinerario, ma qui all'interno di questo libretto che cosa hai messo dentro? In questo libretto ha voluto essere un work in progress, come si dice adesso, cioè abbiamo buttato lì un sasso mettendo le tombe dei cittadini illustri di Treviso per quanto riguarda la cultura. Io ero assessore alla cultura e pertanto ho pensato a questo aspetto, ma ce ne sono tanti altri, la politica, l'importanza delle persone in tanti altri campi. E pertanto, ricordando queste persone attraverso la loro vita e facendo anche la storia della città, della mente della città, del cuore della città, della spiritualità della città, noi arriviamo poi a leggere tutta quella che è la nostra storia, e quindi questo ci porta a riflettere e a pensare. E sono grata di questa intervista il giorno dei Santi, perché io non ritengo che Halloween sia la radice di questa festa, bensì proprio lo splendore della vita celeste delle persone che hanno lasciato questo mondo e che sono legate a noi, perché c'è un'unità di vita, la vita vissuta e la vita che sarà, e su questo ci appoggiamo, perché è solo guardando indietro che possiamo vivere il presente e andare avanti. In questo viaggio però e in questo libretto non ci sono le biografie delle persone che andremo a visitare, ma ci sono delle riflessioni e tu ce le leggerai. Queste riflessioni sono straordinarie, una carrellata di tutti gli autori che hanno voluto trattare il tema in maniera colta, come il Foscolo. Io sono una foscoliana, adoro i sepolcri, ma anche per esempio Coltro, che parlando della cultura popolare dice che questa è la stagione in cui si puliscono le tombe. Allora, cominciamo con la prima lettura e poi entriamo, quella che hai lasciato proprio all'inizio. I due mondi un picciol varco divide, e unite e in amistà congiunte non fur la vita mai tanto e la morte. Allora la prima fermata per chi è? Per cos'è? È in questo bellissimo angolo di cimitero in cui si celebra la memoria di Luigi Bailo e di Luigi Serena. Il Luigi Bailo è il sacerdote cui dobbiamo veramente per la sua passione la costruzione del Museo Bailo. Beh, comunque qui abbiamo due personalità che sono la base della cultura, e allora qui chi incontriamo? Incontriamo un altro personaggio di cultura, lo storico direttore dei musei civici di Treviso, il professor Manzato. Eugenio Manzato, queste due lapidi, che cosa ci raccontano in termini di cultura e non solo? Allora, sono stati riuniti in questo bellissimo angolo del cimitero, poco oltre l'ingresso, due persone che hanno rappresentato l'arte e la cultura. Bailo, morto quasi centenario nel 1932,
Luigi Serena, un artista che era visto proprio come il simbolo degli artisti. È a lui che si rivolge Arturo Martini, ragazzo, per esporgli la sua vocazione. Maestro, mi vorrei fare l'artista. E Luigi Serena gli risponde: ciapete un bel pieron, pichete sul coio e buttete sul sil. E Martini dice: queste parole, invece di sviarmi, mi diedero un coraggio fortissimo. Quindi Serena ha messo Martini di fronte alla sofferenza dell'artista, la sofferenza che è inseguire un'utopia, no, che infatti Martini ha rincorso per tutta la vita creando questi grandi capolavori. Ma Luigi Bailo è quello che li ha conservati. Luigi Bailo, che era professore di lettere antiche, greco, latino, è per merito suo che il Regio Liceo viene intitolato ad Antonio Canova. Dobbiamo a lui il nome di Liceo Canova al nostro liceo, quando era professore di liceo, ma poi diventa direttore della biblioteca e dal nulla fonda il Museo Trevigiano, ma era attentissimo anche al suo presente. È il primo estimatore di Arturo Martini. Come storico direttore dei musei civici, per lei Luigi Bailo chi è stato e che impronta le ha lasciato? Un modello, per me è stato un modello, soprattutto etico, perché lui aveva questa idea, no, che gli veniva dal Vangelo. Lui diceva a Letizia Ortica, era un sacerdote, no? Quindi fragmenta repereantur ne pereant, no? Raccogliamo i frammenti perché non vadano perduti. No, questo è stato il suo motto, questo è stato l'ideale etico che lo ha portato a salvare tutto quello che si poteva salvare. Una volta salvato si studiava e si valorizzava. Pensiamo a quanto è stato importante per Tommaso da Modena questo salvataggio epico che fa un intero ciclo con le storie di Sant'Orsola. Cominciano da lì gli studi su Tommaso da Modena. Lui era operatore, ma era anche studioso. Ci ha lasciato grandissime testimonianze proprio in entrambi i casi, come conservatore e come studioso. E noi non possiamo vivere con intensità il presente se non conosciamo e non facciamo tesoro del nostro passato. Vieni con noi a raccontarci un po' di passato. Ma molto volentieri. Bene, molto allora volentieri. proseguiamo, però prima sentiamo un altro pezzo del libretto di Letizia Ortica. E allora Gian Domenico Mazzocato, riflettendo su come la storia spesso è disseminata di orrori e di male, dice però che la memoria è allora un paziente riannodare i fili, ricostruire, raccontare, tramandare, dunque anche progettare. Professor Manzato, una tomba, un generale Tommaso Salsa, perché è importante e soprattutto perché ha anche un legame con la cultura? Allora, non conosco molto bene le vicende del generale Salsa, ma so che ha partecipato con un corpo di spedizione italiano alla guerra di Boxer in Cina nel 1905 ed è arrivato fra i primi al Palazzo d'Inverno e si è portato via qualche ricordino che poi l'avvocato Lattes comprò dagli eredi, iniziando così quello che è il nucleo della collezione di cineserie e arte orientali della collezione Lattes. Però non c'è solo questo legame con la cultura, mi pare che abbia un altro legame addirittura di parentela. Era lo zio, credo per parte di mamma, di Giovanni Comisso. Tant'è che Giovanni Comisso si batte perché gli venga eretto il monumento. Un monumento che con un concorso, nella terna finale c'era dentro anche Arturo Martini, pare che sulla base del bozzetto di Martini che non conosciamo lo esalta la commissione, se non che nel 29 col crack della banca di sconto sono spariti i soldi per fare il monumento.
Letizia, nel tuo libretto hai voluto mettere anche un nome della pittura, Barbizan. Certamente è uno dei pittori più illustri del nostro Novecento trevigiano, ma la parte critica lasciamo al professore. Professor Manzato, allora, ci racconta un po' di questo pittore. Allora, lui nasce quasi figlio d'arte perché il padre era pittore, decoratore, ma di quelli che sapevano fare le figure, i fiori, eccetera. Impara soprattutto le tecniche dal padre. Dirà che all'Accademia di Venezia non gli hanno insegnato nulla, in realtà non è vero, è stato soprattutto il clima che lo ha spronato e soprattutto è il primo dei trevigiani che segue le lezioni di incisione di Giovanni Giuliani e lui diventa, secondo me, il più grande incisore trevigiano del Novecento. Ha insegnato a tutti gli altri, ha insegnato a Carlo De Roberto, ha insegnato a De Giorgis, ha insegnato a Piazza e ci sono ancora adesso pittori e incisori che si rifanno alla sua lezione. Qualche aneddoto particolare? Ma non si può raccontare. Comunque c'è così, lui era anche, perché no, è così molto attratto dalle grazie femminili. C'è un autoritratto giovanile, lui con la modella, che dopo lui ha girato, no, e ci ha dipinto sopra qualcos'altro, però nel retro si vede questo momento di intimità, no, con la modella che ha appena finito, diciamo, di posare. Professor Manzato, Mario e Sara Botter, qui si parla di salvare l'arte. Sì, allora Mario Botter è stato diciamo un restauratore, ma è riduttivo chiamarlo restauratore. Comisso ha dato di lui una definizione straordinaria che è il rabdomante degli affreschi, perché lui andava a cercare gli affreschi sopra gli intonaci dell'Ottocento, sapeva dove andare. Perché sapeva dove andare? Perché aveva studiato, perché la salvaguardia che lui fa degli affreschi gli deriva dalla sua conoscenza della storia e della storia dell'arte, quindi salva con coscienza di quello che salva, non è mai casuale questa cosa qua. E la Sara gli è stata compagna fedele, pensate un po', per una donna, siamo in guerra, no? Durante la guerra, dopo il bombardamento del 1944, per tenere su gli affreschi della Cappella Malchiostro che era stata bombardata, non si trovava tela, no, così lui va a casa, toglie le tende del salotto e con le tende del salotto salva, mette la tela in modo che non cadano i frammenti dagli affreschi del Pordenone nella Cappella Malchiostro. E la Sara, povera, così accettava queste cose. Questo era il marito che si era scelta, sono stati innamoratissimi fino alla fine e lei lo ha sostenuto in questa sua grande passione, nel suo lavoro. Quando parliamo di Mario Botter, quanto dobbiamo ringraziarlo e perché? La Urbs Picta, innanzitutto, ma poi tante cose su cui lui ha lavorato, che lui ha salvato. C'è uno studio fondamentale che è di base, per esempio sulla chiesa di Santa Caterina. Lui entra per primo, non il bombardamento del 7 aprile del 1944, ma di gennaio del 1945, che mette allo scoperto degli affreschi sul lato meridionale della chiesa. A un bombardamento successivo vengono distrutti, però lui intanto li aveva fotografato questi affreschi e dopo è stato in grado di salvarli, di ricostruire dai frammenti, no, questa cosa. Tra l'altro hanno ricostruito fin dove hanno potuto e dopo erano rimasti questi rovinassi, come diciamo noi, no? Queste macerie che il sovrintendente doveva ben portarteli in discarica. E lui ha detto, beh, non posso portarmeli a casa, va bene, più in discarica più a casa tua. E lì allora su questi piccoli frammenti, come un puzzle, dopo cena, era una famiglia di un'austerità, non avevano neanche la radio, no, mi diceva sì. E allora dopo cena si faceva su come un puzzle, no, frammento per frammento,
ricorda Natalina, diceva: Putei, stasera non se va in letto se prima non si trova l'oggetto della Madonna. E quindi un po' alla volta hanno ricostruito questo puzzle. Dopo era rimasto in casa e quando sono arrivato io, un pezzo alla volta, ho chiesto a Memi: ma senti, dai, ti do l'incarico, tu li riattacchi, restauri, eccetera, e abbiamo riportato tutti questi frammenti ricostruiti con questa pazienza certosina sulla parete dove c'erano invece, dove erano rimaste la maggior parte della composizione. E poi c'è Memi, c'è questa tradizione, no, proprio ognuno passa il testimone. Siamo allora, prima il nonno Girolamo, che è, insieme con Carlini, quello che stacca gli affreschi sotto la guida di Bailo delle storie di Sant'Orsola di Tommaso da Modena e tanti altri. E poi arriva Mario, allievo del padre ma anche che aveva studiato. Memi addirittura ha fatto l'accademia. C'è questa tradizione, si interrompe dopo 3 generazioni con Memi che completa quello che aveva lasciato incompiuto suo padre. Una famiglia fondamentale nella storia fra 8 e 900 trevigiana. Poi c'è la storia del Palazzo dei 300. È il Palazzo dei 300 che lui tra l'altro era anche in clandestinità, è saltato fuori a suo rischio per salvare il salvabile del Palazzo dei 300. C'era rimasta questa parete pericolante che per motivi di sicurezza si voleva abbattere e lui invece ha insistito perché fosse puntellata e per far vedere che in realtà non era pericolante ha fatto come Guglielmo Tell, no? Che scaglia la freccia sopra la testa del figlio. Ha mandato Memi, che aveva 14 anni, 15 anni, a camminare sul muro, no, per far vedere che il muro non sarebbe crollato. E è riuscito a salvare, ha fatto credere che questi affreschi erano di Paolo Veronese, in realtà no, di qualche seguace un po' ma della stessa epoca di Paolo Veronese, e dobbiamo a lui se si sono salvati gli affreschi del Palazzo dei 300. Letizia, per Mario e Sara Botter che pezzo hai scelto del tuo libro? Ognuno di noi possiede un suo elenco, ha scritto Ulderico Bernardi. La comunità comprende i vivi, i morti e le generazioni a venire. Per i vivi si tratta di produrre, ma è grazie ai morti che hanno avuto cura della terra se i successori possono avere frutti. Letizia, fino adesso abbiamo visto delle tombe, però questo cimitero ha anche veri e propri sacelli. Certamente, e tra l'altro questo è stato omesso nel libretto, anche se avrebbero trovato dignità anche i Moretti, perché sono degli imprenditori che hanno fatto arte e cultura anche loro. Ecco, professor Manzato, però qui dentro, al di là dei Moretti, c'è un pezzo, un vero e proprio gioiello. Un pezzo che potrebbe stare tranquillamente in museo. Infatti in museo c'è un affresco molto bello di un maestro riminese con un giudizio universale che viene dalla chiesa di San Bartolomeo. La chiesa di San Bartolomeo è di proprietà della famiglia Moretti, c'è dentro il magazzino di mobili. È stato trovato anche questo affresco, è stato staccato, portato sulla tomba con una crocifissione. Quindi abbiamo così un pezzo da museo esposto in questo cimitero. La chiesa è quella di Via Manzoni, di giusto? Via Manzoni. E questo sarebbe datato quando? Siamo nel XIV secolo, adesso è difficile da fuori valutarlo bene, come un affresco metà del 300 circa. Letizia, ci siamo spostati davanti alla cappella della famiglia Appiani. Per te è molto importante, perché? È molto importante perché Graziano Appiani è l'emblema degli imprenditori veneti, cioè quello che non ha solamente il profitto,
ma ha a mente anche il benessere, e in questo è stato antesignano, delle maestranze che lavorano con lui e per lui. E quindi lui ha costruito una fabbrica di ceramiche, aveva trovato una innovazione e Dove adesso c'è la Piani, lo dove ricordiamo? c'è la Piani, certo, si chiama tutto a Piani. Dall'altra parte della strada dove c'è la fabbrica, proprio nelle vicinanze, ha voluto costruire una serie di abitazioni veramente pensate per il benessere della famiglia, con un pezzetto di giardino, 3 piani, tutte uguali e tutte fatte con le piastrelle, se voi andate a vederle, tutte diverse che produceva lui. E non solo, aveva a cuore anche la cultura. Ha costruito un teatro per le maestranze. Oltretutto però si è reso conto che l'amministrazione non lo seguiva in queste sue idee piuttosto innovative e anche veramente particolari e così ha voluto occuparsi anche di politica, è diventato consigliere, è diventato assessore e poi persino deputato. Ecco, lui c'entra anche proprio con questo cimitero. Certamente, perché io credo quando era assessore ha dato questa forma, noi vediamo la sua cappella che richiama molto nello stile, ma ve ne parlerà il professor Manzato che è più competente di me, anche della chiesetta e della mura di Centa. Professor Manzato, è importante questa Cappella a Piani in termini anche architettonici per questo cimitero. Riflette il gusto eclettico di fine 800, primi 900, è una cappella in stile neoromanico, noi adesso arricciamo un po' il naso di fronte a queste cose, ma rimane comunque una cappella ricercata ed elegante. E per Appiani cosa hai scelto? E a Santa Croce in Firenze, ove Foscolo apprendeva come a egregie cose il forte animo accendono l'urne dei forti. E nella necropoli dei Cappuccini a Palermo, lì nel profondo sud, il veronese Pindemonte si raccoglieva in preghiera e mormorava: quante memorie di dolor comuni, di comuni piacer. Nel tuo libretto non poteva mancare Gino Rossi. Certamente Gino Rossi, quando lo ricordo penso sempre a quel dipinto meraviglioso col cardellino, del contadino col cardellino, che era della Gianferrari. Questa tomba lo richiama molto bene, era trascurata fino a poco tempo fa, invece gli amici dei musei, qua dobbiamo ringraziare anche il professor Manzato, è stata ripulita, sistemata ed è stata apposta anche una targa. Dicono che non mancano mai i fiori in questa tomba. Perché, professor Manzato, è così importante per la cultura e per Treviso? Allora, Gino Rossi è stato un artista romantico in qualche maniera, anche se è vissuto nella prima metà del Novecento, perché incarna l'idea dell'artista maudit, come direbbero i francesi, no? L'artista maledetto, l'artista sfortunato, l'artista che insegue appunto un'utopia, come abbiamo ricordato anche nel caso di Martini. E lui è stato sfortunato perché con le vicende della guerra e dopo questa specie di depressione che lo ha colpito, sarebbe stato curabilissimo nei nostri anni. Quell'epoca c'era solo la camicia di forza, i letti di contenzione, i manicomi erano dei luoghi infernali, no? Lui ha avuto la fortuna, è stato assistito, aveva tanti amici, Giovanni Comisso, Beppi Mazzotti, gli artisti giovani, così che lo tutelavano. Ha continuato a disegnare anche quando era ricoverato. Adesso proprio di questi giorni Elisabetta Gherardinger ha fatto un saggio che uscirà nel prossimo numero di Fragmenta, la rivista che si dedica a pubblicare testi recenti. Su Fragmenta uscirà questo testo sui disegni, su un gruppo di disegni
cosiddetti manicomiali. Nel 17, che era il cinquantenario, anzi no, i 70 anni dalla morte, abbiamo pensato di fare qualcosa per gli amici con l'associazione Amici dei Musei. Devo dire che la tomba era già molto ordinata, pulita, era stata cambiata da poco la fotografia, quindi il comune ha sempre tenuto con grande dignità questo semplice loculo. Noi abbiamo aggiunto questa targa con le parole che gli dedica Nino Barbantini con la mostra del 1935. Possiamo dire che Gino Rossi, se non lo troviamo qui, lo troviamo ancora in quello che è stato il manicomio di Treviso, con una panchina? Io direi lo troviamo ancora di più in museo. Adesso c'è una bella antologia, non foltissima, ma di opere proprio molto scelte, no? Alcune di proprietà, altre date in deposito dai collezionisti, dove ecco, viene fuori quello che è stato l'artista. L'artista parla soprattutto attraverso le sue opere, ma bisogna dire che la vicenda umana, ecco, questo periodo trascorso in manicomio ha esaltato questa figura, no? Ce l'ha resa più umana, più tenera per tutti noi. Letizia, qui invece di leggere dal libretto leggiamo proprio l'iscrizione. Certamente di Nino Barbantini. La sua pittura serba in quel poco che resta un'eloquenza e una bellezza che a chi si intende di pittura non devono sfuggire. E la sorte infelice dell'amico dolcissimo col quale dividemmo le illusioni della gioventù fa sì che quei pochi documenti dell'anima sua ci siano sacri e infinitamente cari. In questo libretto viene citata anche la famiglia Mazzolà. Perché? Perché la Maria Mazzolà era una donna di estrema cultura e era un'insegnante e ha sempre curato la conservazione dei libri e delle memorie. Tanto è vero che ha regalato a Treviso un dono importantissimo che è tutto il fondo di Ugo Foscolo, quindi tutte le pubblicazioni, e c'è addirittura una lettera originale di Giacomo Leopardi. Il marito, Natale Mazzolà, era un illustre avvocato, lei ha vissuto anche a Roma, e qui a Treviso ha intrattenuto una lunga corrispondenza insieme al marito con Giovanni Comisso, che andremo a vedere alla fine di questo percorso. E sono 300 lettere portate scritte da De Mattè. Professor Manzato, perché è importante questo nome per Treviso? Allora, io mi limito a ricordare le benemerenze nei confronti della storia dell'arte del Novecento. Sono stati dei collezionisti, ma soprattutto dei mecenati, amici di gioventù, Natale con Arturo Martini. Lo hanno sostenuto da giovane, hanno continuato a collezionare le sue opere nella maturità e molte delle opere, dei capolavori che abbiamo nella nostra Galleria d'Arte Moderna vengono dai Mazzolà di Martini, ma ancora viventi. Hanno donato, prima ancora di donare i Martini, hanno donato in un colpo solo, non casualmente era assessore alla cultura il professor De Mattè, e che ha ottenuto 22 opere di Springolo in un colpo solo. Sono nate 2 salette dedicate a Springolo, opere scelte una per una. Dopo sono stati dei benefattori, hanno lasciato la casa di riposo. Ecco appunto, perché qui vediamo un saluto, un ricordo da parte del Presidente della Casa di Riposo? Casa di Riposo, perché sono stati dei benefattori, hanno lasciato così dei fondi, no, che hanno consentito dopo di realizzare la casa albergo. La casa albergo infatti è intitolata a Salce, era la casa di Salce, no, ecco, e poi ai Mazzolà.
proprio perché hanno lasciato una somma consistente per erigere questa casa. Una volta si usava così, lasciare agli istituti di ricovero, ma io li ricordo soprattutto per le cose preziose che hanno lasciato al museo. Letizia, per questa famiglia cosa vuoi leggere? Voglio leggere queste piccole poche righe. Per spiegare il mistero, forse, basta farsi bambini, come nella dimensione dell'infanzia rivocata da Luigi Meneghello, fanciullo per la prima volta davanti alla morte, quando in una casa di Malo vicino alla sua si ammala e muore il cuginetto Roberto. Sentivo lacerazione e abisso, ma non terrore o perdita. Luigi Chiereghin è stato uno degli sindaci storici di questa città di Treviso. Professor Manzato, cosa ci racconta di lui? Allora, io ho ricordi di lui di quando ero al liceo. Insegnava filosofia al Pio X, io ho studiato, ho fatto il liceo, credo che abbia fatto il sindaco in quegli anni, nei primi anni 60, e ho ricordi di lui soprattutto come professore, non era mio professore diretto, ma io ricordo la sua ironia. Invidiavo molto quelli che erano i suoi allievi perché avevano un bellissimo rapporto molto cordiale con lui. Lo chiamavano familiarmente Ciri, alle volte si sentiva inneggiare Ciri, 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 e passava il professor Chiereghin. E come sindaco è stato un bravo sindaco, era molto appassionato di cultura, essendo appunto professore di filosofia. Non ho ricordi precisi, ero ancora abbastanza giovane, no? Così poco più di un ragazzo, però lo ricordo umanamente, così una persona straordinaria. Un sindaco con tanta ironia, però quindi un sindaco tutto sommato in sintonia con quella Treviso di signore e signori. Assolutamente trevigiano, gli era un piazzarotto. Lui è morto in Piazza dei Signori praticamente. Lui è morto perché aveva paura della morte. No, non ha voluto chiamare l'ambulanza, no, devo pian, gli è venuto un infarto, no, non ha voluto chiamare l'ambulanza, praticamente è morto in Piazza dei Signori. E poi è stato anche presidente È stato presidente della Cassa di Risparmio, presidente della Cassa di Risparmio, allora anche lì con ironia, no? di questo signore che va a chiedere un castelletto e lui fa finta di non capire, no? E già ce n'è uno in vendita nella zona di Susegana, no? Così, ma questo lo raccontava lui di sé per dire che guardate, state attenti perché un professore di filosofia ha la vista più lunga anche di un economista. Però qui, vicino alla tomba di Luigi Chiereghin, abbiamo l'attuale sindaco Mario Conte. Sindaco, cosa significa per lei intanto stare vicino a un pezzo della storia che lei sta portando avanti? Beh, è per me motivo di grande orgoglio e tra l'altro è anche fonte di ispirazione, perché devo dire che chi indossa la fascia tricolore nella città di Treviso ha dei predecessori che sono di altissimo livello e quindi ti spronano a servire nel migliore dei modi la comunità che rappresento, proprio ispirandomi a quei valori che loro hanno tramandato di sindaco in sindaco. C'è da dire che tra l'altro il professor Chiereghin, bisogna far chiarezza perché molte volte sono stato identificato come il sindaco più giovane della storia della città di Treviso, in realtà è proprio il professor Chiereghin il più giovane perché è diventato sindaco nel 1959 all'età di 36 anni, mentre io sono diventato sindaco a 38 anni. Quindi il sindaco più giovane della storia è proprio il professor Luigi Chiereghin e io ogni anno in occasione di questa celebrazione dei defunti vengo a portare una mia preghiera, un mio momento di preghiera proprio nei confronti del professor Chiereghin, che rappresenta anche tutti coloro che hanno ben amministrato il comune di Treviso. Ecco, noi l'abbiamo voluta qui perché stiamo facendo questo giro della memoria, un giro della memoria che dovrebbe diventare quasi patrimonio di tutti, soprattutto dei giovani. Sì, assolutamente sì, io vi ringrazio per questa iniziativa alla quale ci avevo pensato, ci eravamo anche confrontati. Ringrazio il professor Manzato perché ovviamente con la sua storia, con la sua cultura ci accompagna in questo viaggio virtuale che non deve rimanere virtuale ma deve diventare reale,
con l'obbligo anche di visita da parte delle scolaresche, perché attraverso questi personaggi possiamo ricostruire la storia della nostra comunità e della nostra città, che è composta da persone straordinarie nei valori e in quello che rappresentano ognuno nel proprio campo culturale, in questo caso anche amministrativo. E quindi mi fa piacere pensare che i nostri giovani possano davvero venire qui in un cimitero tra l'altro ben tenuto, per capire chi siamo, capire da dove veniamo, per costruire insieme il loro futuro. E l'ultimo personaggio che andiamo ad incontrare in questo viaggio, che sarebbe molto lungo e che vi consiglio di fare perché è veramente un viaggio nella memoria e nella storia, è con un nome che racchiude la storia, la cultura ma anche la trevigianità, ovvero Giovanni Comisso. Sì, è stato un intellettuale di punta per oltre mezzo secolo, fino alla morte. Vive per tutti gli anni 60, muore nel 69. Lo troviamo presente già fin poco più che ragazzo, nel 1915, alla prima mostra a cui partecipa proprio come intellettuale, diciamo, 20 anni aveva, e poi attraversa tutta quanta la prima metà del Novecento, i primi 2 decenni della seconda metà del Novecento. È uno scrittore di livello nazionale, con premi importantissimi di livello nazionale, è inviato speciale del Corriere della Sera, e lo troviamo presente a tutti gli appuntamenti culturali di Treviso nella prima metà del secolo e dopo la guerra, durante la ricostruzione. Lui è un commentatore straordinario, capace di cogliere l'essenza degli eventi. Ed è anche in qualche maniera critico d'arte, è stato un grande aiuto per gli artisti, proprio per le sue conoscenze che aveva a livello nazionale, favorisce mostre a Roma, a Milano dei nostri artisti. Deve ancora nascere il suo emulo, abbiamo tantissimi bravi poeti, scrittori adesso di questi anni, però il ruolo che lui ha avuto è stato fondamentale e straordinario. Ecco, la sua trevigianità rimane ancora intrisa nei nostri Burranelli. Allora, lui è trevigiano però con uno sguardo alto, no? Proprio perché aveva conosciuto il mondo e quindi riesce a dare una visione non partigiana ma distaccata della città. Per questo è bravo a cogliere l'essenza della trevigianità, non in maniera non assolutamente non provinciale, ma proprio con questo orizzonte largo che aveva lui, che aveva conosciuto il mondo. Conosciuto il mondo ma ha anche provato esperienze davvero particolari. Lui è stato legionario di Fiume in quel momento storico in cui nasceva una sorta di repubblica addirittura progressista, rivoluzionaria. Lui ha scritto questo capolavoro straordinario che è Il porto dell'amore, no? Ed è così, con questa attesa, no? Che si consuma i giorni che trascorrono. Per me è uno dei suoi capolavori proprio, il suo romanzo d'esordio praticamente, e si capisce da lì già che grande scrittore diventerà. Per chiudere, abbiamo parlato d'amore, parliamo anche di morte, 2 elementi che si legano assieme. Sì, la morte, uno così come Giovanni Comisso, come Luigi Bailo, come Luigi Serena, tutti quanti questi personaggi che abbiamo visto, non muore perché ne rimane il ricordo, se vogliamo foscolianamente parlando, no? Così è la gloria, quello che rimane, quello che abbiamo fatto nella vita, il ricordo che lasciamo di noi. Finché dura il ricordo non moriamo. E questa è l'impronta, e su questa impronta vogliamo salutarvi con le parole che Letizia Ortica, in questo libro che forse riusciremo a trovare ancora ristampato, vuole raccontarci.
Ecco, Commisso è stato uno dei protagonisti della piccola Atene di Treviso. Abbiamo fatto un escurso proprio su tutti questi personaggi importanti di questo periodo, di questo secolo. E concludo con un accenno alla guerra che Giovanni Commisso purtroppo ha combattuto. Tante storie, ma alla fine un'unica comunque storia. Vi siete mai arrampicati tra doline e cespugli spinosi poco sopra Sagrado d'Isonzo verso San Martino del Carso? Lì regna una solitudine assoluta e pare ancora di sentire Giuseppe Ungaretti sussurrare che nel suo cuore nessuna croce manca. Io ero quello che tu sei e sono quello che tu sarai. Vivi con bontà questa vita. Questa è l'iscrizione che chiude questo nostro viaggio nei cimiteri di Venezia e di Treviso. Una riflessione importante che verrà ripetuta anche qui nel corso della celebrazione della Santa Messa. Sì, noi sappiamo che il mistero della morte tutti dovremmo incontrarlo. È una di quelle cose inevitabili della vita. Però appunto noi cristiani sappiamo che questo fa parte della nostra vita, non è un punto che chiude il discorso, se vogliamo, che taglia qualsiasi altro tipo di prospettiva. Noi cristiani sappiamo, e dunque per questo possiamo anche celebrare l'Eucaristia, sappiamo che Cristo ha vinto la morte, che Cristo è risorto. Proprio per questo motivo Cristo continua a donare la sua vita nell'Eucaristia. L'Eucaristia non è il ricordo semplicemente della vita di Gesù, no? È Cristo stesso che agisce e che opera, e dunque questo ci dà la possibilità di celebrare anche la nostra preghiera in suffragio dei defunti, affidandoli alla misericordia di Dio in Gesù Cristo, sapendo che tutti risorgeremo in Cristo Gesù. E questa è la prospettiva nella quale noi possiamo introdurci spiritualmente alla celebrazione eucaristica che ora sta iniziando. Bene, allora diamo il via alla celebrazione eucaristica giusto alle 15 in diretta qui su Antenna 3, presieduta dal Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. Dopodiché ci sarà la celebrazione di un Santo Rosario che percorrerà le vie di questo cimitero, del cimitero centrale di Mestre. Direi che noi ci possiamo avvicinare, anzi attendiamo ancora un attimo, vedere l'inizio della celebrazione, proprio stiamo vedendo fuori che si sta preparando il Patriarca proprio per iniziare la celebrazione dedicata proprio in questo giorno, il giorno di tutti i santi, ricordiamo che è il giorno di ogni santi. E adesso sentiamo la voce ma soprattutto partecipiamo a questa celebrazione. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Saluto Sua Eccellenza il Patriarca di Venezia, Patriarca Francisco, che anche quest'anno ha voluto venire in mezzo a noi per celebrare l'Eucaristia nella solennità di tutti i santi
e poi concludere con la benedizione ai defunti del cimitero di Mestre. Saluto anche le autorità civili qui presenti, dal delegato del sindaco, il consigliere Matteo Senno, e all'assessore Elisabetta Pesce e a tutte le autorità amministrative e militari qui presenti. E per noi è un segno bello di partecipazione a un momento in cui la nostra città si riconosce nella memoria, nella preghiera di suffragio per tutti i defunti. E invito tutti voi a partecipare a questa Eucaristia nella gioia che oggi la Chiesa ci dona, guardando verso l'orizzonte della nostra speranza, testimoniato dalla presenza dell'intercessione dei santi, ed è quell'orizzonte in cui anche mettiamo la nostra preghiera per tutti i cari defunti. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Pietà di noi, Signore. Come abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti odiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che ci doni la gioia di celebrare in un'unica festa i meriti e la gloria di tutti i santi, concedi al tuo popolo, per la comune intercessione di tanti nostri fratelli, l'abbondanza della tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi un angelo che saliva dall'Oriente
e aveva il sigillo del Dio vivente, e gridò a gran voce ai 4 angeli, ai quali era stato concesso il potere di devastare la terra e il mare. Non devastate né la terra, né il mare, né le piante, finché non abbiamo impresso il sigillo del nostro Dio sulla fronte dei suoi servi. Poi udì il numero di coloro che furono segnati con il sigillo, 144.000, segnati da ogni tribù dei figli di Israele. Dopo ciò apparve una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, razza, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in vesti candide, e portavano palme nelle mani e gridavano a gran voce: la salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul trono dell'agnello. Allora tutti gli agnelli che stavano intorno al trono e i vegliardi e i 4 esseri viventi si inchinarono profondamente con la faccia davanti al trono e adorarono Dio dicendo: Amen. Lode, gloria, sapienza, azione di grazia, onore, potenza e forza al nostro Dio, nei secoli dei secoli. Amen. Uno dei vegliardi allora si rivolse a me e disse: quelli che sono vestiti in bianco, chi sono e donde vengono? Gli rispose: Signore mio, tu lo sai. E lui: essi sono coloro che sono passati attraverso la grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti, rendendole candide col sangue dell'agnello. È parola di Dio. Salmo responsoriale. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Del Signore è la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondato sui mari e sui fiumi l'ha stabilita. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Chi salirà al monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo? Chi ha mano innocente e cuore puro? Chi non pronunzia menzogna? Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Questi otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio, sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. La ragione per cui il mondo non ci conosce è perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Chiunque ha questa speranza in Lui purifica se stesso come Egli è puro. Parola di Dio. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù
vedendo le folle, salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi, per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Parola del Signore. Mi unisco al saluto iniziale del vicario Don Natalino nei confronti di tutta l'Assemblea, delle autorità, ma in modo particolare dei confratelli parroci di Mestre, che ringrazio per la presenza e vedo numerosi. Siamo nella celebrazione di tutti i santi, la solennità di tutti i santi, e incominciamo a guardare, a occhieggiare la commemorazione di tutti i fedeli defunti che sarà domani. È bella questa sintesi liturgica che la Chiesa ci propone, perché ci dà un messaggio chiaro. La morte non è qualcosa da esorcizzare, la morte non è qualcosa di tetro. La morte non va rimossa, o banalizzandola o temendola, o giocandoci o fuggendola. La morte è, secondo la liturgia della Chiesa, un momento della vita. Un momento arduo, complesso, difficile, a cui ognuno di noi arriverà in modo diverso. La grazia che ha un prete è quella di avere un osservatorio particolare, per cui anche un giovane prete riesce a fare in breve tempo esperienze di dolore, di gioia, di sofferenza legate a quelle che sono i momenti di gioia, dolore e sofferenza della sua comunità e dei membri della sua comunità. Si arriva alla morte tutti in modo differente e dipende da come abbiamo vissuto. Uno che conosciamo tutti è riuscito a dire, non come quando si parla ai giornali per avere un po' di pubblicità, ma a dire in verità: sorella morte. Francesco d'Assisi.
La morte non è una sorpresa. Sicut vita, mors ita. Così come vivi, così morirai. Perché noi confidiamo nella grazia del Signore. E la grazia del Signore ci accompagna con delle mani paterne e materne, con delle mani che ci indicano sempre qualcosa che noi con la nostra corta vista umana non riusciremo a scorgere. Voglio soffermarmi brevemente sulla solennità di oggi, però. I santi chi erano? Madre Teresa di Calcutta, Don Pino Puglisi, Rosario Livatino. Ho citato 3 santi, beati santi, che, vedendo un po' il volto di alcuni di noi, sono nostri contemporanei. Ora, se noi avessimo condiviso una giornata con Teresa, Madre Teresa, con Pino Puglisi, con Rosario Livatino, se avessimo trascorso una giornata con loro, avremmo detto: ma tutto qui? Ma così normale? Ma la vita non diversa dagli altri? Non avremmo percepito nulla di inusuale. Forse ci saremmo anche annoiati. Ma la stessa impressione noi l'avremmo provata se avessimo trascorso anche una giornata con Don Bosco, con Bernadette Soubirous, con San Carlo Borromeo, con Agostino di Ippona. Chi sono allora i santi? Da cosa li distinguiamo? Sarebbero tante le cose da dire, ma io mi soffermo su una sola. Persone che non avrebbero voluto imporre se stesse. Persone che parlando non si sarebbero mai citate. Persone che non avrebbero in nessun modo voluto sopravanzare gli altri. Persone delle quali avremmo detto: peccato che se n'è andata, sarei rimasta ancora volentieri. Cito solo l'immagine di padre Don Puglisi, sicut vita mors ita, ho detto prima. Salvatore Grigoli, il killer della mafia, pagato per ucciderlo, poi si converte. E noi sappiamo che l'ultimo giorno di vita di Don Pino Puglisi fu un giorno normalissimo, un giorno normale di un prete normale che non cerca la ribalta. Era il suo giorno di compleanno, compiva gli anni. Ci fu anche un po' di festa coi ragazzi. Poi alla sera si avvicinò verso la canonica e si sentì chiamare. Don Pino, lui si voltò, vide in volto il suo killer e chi lo accompagnava, perché la mafia aveva detto: non dovete sbagliare, perché sarà un omicidio impegnativo. Lui, dice Salvatore Grigoli, una volta convertito, si voltò, ci guardò con un sorriso che non mi toglierò più dalla testa e dal cuore
e disse semplicemente: vi aspettavo. Qual è il loro segreto dei santi? Fare la volontà di Dio. Cosa vuol dire rispondere all'invito di Gesù? Qual è l'invito di Gesù? Fare quello che Lui ha fatto. Concretamente cosa vuol dire? Non continuare a guardare sempre se stessi e quello che stiamo facendo. Non essere sempre preoccupati che accada ciò che decidiamo e desideriamo che accada nella nostra vita. Perché se no così saremo sempre presi da una perenne preoccupazione e infine non saremo mai contenti, e chi non è mai contento rende la vita difficile a se stesso e agli altri, sempre alla ricerca di qualcosa. Gesù che cosa ci dice? Lascia a me le tue preoccupazioni, sono io a preoccuparmi di te. Non temere. Ecco cosa c'è dietro il sorriso di un santo. Ecco cosa c'era dietro il sorriso di Don Pino. Non la volontà di fare, organizzare e esibire tutto quello che si fa puntualmente e meticolosamente, ma affidarsi alla volontà del Signore. Allora si può sorridere anche di fronte a un'arma spianata di fronte a te e che ti sta per uccidere. Dietro a questo sorriso che forse noi non capiamo c'è una vita di chi non è preoccupato ad affermarsi e a piacere. La morte è un passaggio, non è qualcosa da celebrare in modo ludico o macabro. È l'atto ultimo di culto e di obbedienza che noi diamo a Dio, obbedendo in quello che è più radicale. Signore, ti restituisco la mia vita, la metto nelle tue mani. Desidero ricordare qui adesso i 3 sacerdoti defunti nell'anno. Don Giuseppe Bacci, mancato a gennaio, parroco e ultimamente ritirato per le condizioni di salute, Don Armando Trevisiol, che ricordiamo anche nell'ultima fase, fin quando mi disse che non aveva più le forze di gestire questa bella realtà cimiteriale in cui profuse tutti gli ultimi suoi anni. Io gli scrissi dicendo: mi rimetto alla tua volontà, fai quello che ritieni. Lo ringraziamo per la sua presenza e per la sua pastorale nel cimitero. Don Luigi Tonetto, missionario veneziano Fidei Donum per 57 anni in Brasile. Ricordo anche, oltre questi 3 confratelli sacerdoti, tutti i vostri defunti. E possiamo dire veramente nella comunione dei santi i nostri cari defunti. Sia lodato Gesù Cristo.
Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo di cui tutte le cose sono state create, per noi uomini, per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Celebrando oggi il consolante mistero della comunione dei santi, rivolgiamo con piena fiducia la nostra preghiera a colui che può esaurirci al di sopra di ogni nostro desiderio e di ogni nostra speranza. Ti preghiamo, Padre, per tutti i popoli della terra. Ricordati di ogni tuo figlio che cammina tra le dure pieghe della nostra storia. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Ti preghiamo, Padre, per la tua Chiesa. Custodisci, proteggi e rendi libera la sposa di tuo Figlio. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Ti preghiamo, Padre, per le nostre comunità. Tienile nel cammino della santità e insegnaci ad amare. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Ti preghiamo, Padre, per ciascuno di noi. Tu conosci il nostro cuore. Donaci la grazia di camminare sempre con lo sguardo rivolto a te. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Dio fedele, che in Cristo tuo Figlio ci hai dato il Maestro e il modello di ogni santità, fa che vivendo nello spirito delle beatitudini giungiamo a cantare il cantico nuovo nell'assemblea dei tuoi eletti, per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del nostro lavoro, lo presentiamo a te, perché per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del nostro lavoro, lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto sei tu, Signore, benedetto sei tu, Signore. Pregate, fratelli e sorelle,
perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che l'ha rinfranta nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, e del bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Ti siano graditi, o Signore, i doni che ti offriamo in onore di tutti i santi. Essi che già godono della tua vita immortale ci proteggano nel cammino verso di te per Cristo, nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi ci dai la gioia di celebrare la città santa, la Gerusalemme del cielo, che è nostra madre, dove l'assemblea festosa dei nostri fratelli glorifica in eterno il tuo nome. Verso la patria comune noi, pellegrini sulla terra, sorretti dalla fede, affrettiamo il cammino, lieti per la sorte gloriosa di questi membri eletti della Chiesa, che nella nostra debolezza ci doni come sostegno e modello di vita. Per questo dono del tuo amore, uniti a loro e all'immensa schiera degli angeli, cantiamo con esultanza la tua lode. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, questi doni con la rugiada del tuo Spirito, che diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la
tua resurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo cuore. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Patriarca Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tua regno, tua potenza e la gloria di secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo Spirito. Scambiamoci il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. O Dio, unica fonte di santità, mirabile in tutti i tuoi santi, fa che raggiungiamo anche noi la pienezza del tuo amore per passare da questa mensa che ci sostiene nel pellegrinaggio terreno al festoso banchetto del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Qualche avviso: vi ricordo che domani in questa chiesa verrà celebrata la messa nella commemorazione dei fedeli defunti alle ore 9, mentre nella chiesetta vecchia, per capirci, verrà celebrata alle ore 15 nel pomeriggio. In questa chiesa, per tutto l'arco della giornata, finché è aperto il cimitero ovviamente, ci sarà a disposizione un sacerdote per le confessioni, quindi se passate qui sapete che lo trovate da dopo la messa in avanti. Inoltre, per completare la nostra visita al cimitero, vi viene proposto un piccolo sussidio, è questo foglietto che contiene una traccia di preghiera da fare davanti alla tomba dei nostri cari defunti. Lo trovate all'uscita della chiesa, trovate oggi, troverete anche domani, ci sono molte copie, si può prendere tranquillamente. Non dimentichiamo poi di inviare il nostro saluto anche a quanti finora ci hanno seguito nella diretta televisiva, e allora ricordo che è possibile continuare a seguirci con la preghiera che ora potremo fare a gruppi. Immaginiamo infatti di distendere un grande abbraccio a tutti i defunti che sono in questo cimitero. Ci sono anche alcuni che ahimè non hanno nessuno che li ricordi. Noi passeremo accanto alle loro tombe con la recita del rosario. Formeremo 3 gruppi. Uno partirà dal piazzale qui centrale, ne fanno riferimento le parrocchie di San Marco e San Giuseppe. Un altro partirà dall'ingresso che è vicino al parcheggio, per capirci, lungo la via Santa Maria dei Battuti, e da lì partirà un altro gruppo che, se ricordo bene, è il gruppo a cui fa riferimento la parrocchia della Beata Vergine Addolorata e di San Paolo. E infine il terzo gruppo partirà dall'ingresso diciamo più vecchio del cimitero, e lì c'è la parrocchia di San Lorenzo che farà da riferimento. Concluderemo insieme questa preghiera diffusa con la benedizione data ai defunti del cimitero, grazie alla presenza del Patriarca che si trattiene con noi fino al termine di questo gesto che, ripeto, è come un grande abbraccio semplice con la preghiera a tutti cara del Santo Rosario. Ora invochiamo la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Dio, gloria e letizia dei santi, che vi rafforza con la loro incessante preghiera, vi doni la sua perenne benedizione. Amen. Liberati dai mali presenti per l'intercessione di tutti i santi e istruiti dal loro esempio di vita, possiate essere trovati sempre fedeli nel servizio di Dio e dei fratelli. Amen. Possiate godere con tutti i santi la gioia eterna di quella patria nella quale la Chiesa esulta in eterno per la comunione gloriosa di tutti i suoi figli. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La messa è finita, andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei bella tra tutte le donne, e benedetto è il Figlio
Così abbiamo seguito la celebrazione della Santa Messa, Don Marco. Il richiamo, devo dire, è stato importante a non rendere ludica la morte. Sì, certamente il mistero della morte è un qualcosa che ci sovrasta e certamente il mistero della morte alle volte ci lascia senza parole. Facciamo fatica a spiegare, a comprendere il significato della morte dei nostri cari, delle persone che ci stanno vicino, e ci spaventa quando arriviamo a meditare su questo. Alle volte ci spaventa anche il mistero della nostra morte che ciascuno di noi incontrerà. Il Patriarca però ci ha esortato a sollevare lo sguardo verso il cielo, seguendo la testimonianza dei santi, i quali ci hanno fatto capire, ci fanno capire che vivere cristianamente una vita piena, intensa, bella è possibile, e che soprattutto chi vive secondo il Vangelo, chi vive secondo la luce che viene da Cristo, illumina anche il mistero della morte. Allora, Don Marco, facciamo un passaggio assieme e muoviamoci verso... Però io sono un laico, adesso facciamo un ragionamento, perché ci troviamo a pensare al momento di, diciamo così, della festa di tutti i santi, e però contrasta con Halloween. Quindi il tema ludico della morte è questo, cioè a un certo punto il Patriarca ha detto non possiamo ridere della morte. Sì, allora ci sono purtroppo nel nostro contesto sociale molte modalità di parlare del tema della morte, di accostarsi ad essa, che generano una progressiva erosione di quella che è la visione cristiana del mondo, della vita e del mistero dell'uomo. Il rischio qual è? È quello che anche l'approccio al mistero della morte si commercializzi, diventi quasi per certi aspetti merce di scambio all'interno di un mercato che disumanizza, che calpesta la dignità dell'uomo. Ecco appunto, però io volevo capire una cosa da laico. C'è questo, cioè Halloween non nasce ieri, nasce da una vicinanza di una festa celtica con il nostro cristianesimo, con il nostro credere. La convivenza è possibile, magari ripensando, oppure non dobbiamo assolutamente pensare a questa festa celtica perché è quasi una sorta di baccanale, cioè il ridere della morte? Il problema è più complesso di così. Non si tratta semplicemente di cercare delle contrapposizioni, però sicuramente purtroppo stiamo assistendo, e non soltanto, ripeto, con la festa di Halloween, stiamo assistendo di fatto a un'erosione dell'umano, cioè l'uomo che viene ad essere sempre di più trattato come merce di scambio, e la morte che viene banalizzata, come ha detto il Patriarca, per essere esorcizzata. La temiamo e dunque la banalizziamo in tante modalità diverse. Non dimentichiamo poi tra l'altro che dietro a tutto questo c'è anche un modo, se vogliamo, poco pulito, poco ordinato di rapportarsi con tutte quelle realtà spirituali che sono costitutive però della vita dell'uomo. E quindi giocare con tutto questo alla fin fine ci disumanizza, questo è il punto fondamentale, ci disumanizza. E poi tra l'altro tutta questa cosa viene fatta, diciamo così, a spese dei più piccoli, perché Halloween diventa la festa direi provocatoriamente questa cosa, esatto. E direi questo, che provocatoriamente mi viene da dire che facciamo fatica a portare i nostri ragazzi a pregare nei nostri cimiteri per educarli al significato anche cristiano della morte, e dunque arriviamo oppure non li portiamo ai funerali dei nonni, non li facciamo partecipare a dei momenti che sono fondamentali nella vita delle nostre famiglie, e tuttavia oltre a questo rischiamo di correre così banalmente il rischio di farli giocare con la morte in un modo tale che questa si banalizzi. Questo è molto rischioso. Per cui giochiamo con queste cose, però poi allo stesso tempo non li educhiamo invece ad affrontare in modo sano una realtà che di per sé oggettivamente è costitutiva della resistenza di ciascuno. In effetti questa è la riflessione che secondo me va portata in tutte le case, cioè non bisogna avere paura della morte, l'ha detto inizialmente il Patriarca, ma non bisogna neanche banalizzarla. Certo, esattamente. Questo richiede però un cammino di evangelizzazione, di educazione, e soprattutto richiede che le comunità cristiane sappiano essere capaci di un sano accompagnamento, d'accordo? E che trovino tutte le modalità possibili
per testimoniare il Vangelo nel contesto sociale e culturale nel quale noi siamo. E dentro la testimonianza e l'annuncio del Vangelo c'è l'annuncio della fede nella risurrezione. Adesso cosa succede? Adesso in questo momento, in questo Camposanto, in questo cimitero di Mestre, i fedeli si stanno dividendo in 3 gruppi, fedeli che hanno partecipato alla messa del Patriarca e anche ad altre celebrazioni, in 3 piccoli gruppi. E questi 3 gruppi pregheranno il rosario camminando per percorsi diversi per raggiungere poi un punto di ritrovo, un piazzale diciamo, dove il Patriarca farà una preghiera per tutti i defunti e darà poi la benedizione finale. Il Patriarca in questo momento sta pregando dinanzi alle tombe dei sacerdoti che sono sepolti, i sacerdoti del Patriarcato di Venezia e anche religiosi e religiose che sono sepolti in questo cimitero. Ricordiamo che il cimitero di Mestre è uno dei cimiteri principali della città metropolitana di Venezia, insieme ovviamente a quello storico, se vogliamo il cimitero maggiore che è quello di San Michele in Isola, e quindi qui sono sepolti molti presbiteri diocesani, anche religiosi e religiose. Mi pare che stia cominciando... Sì, le associazioni invece dei combattenti e le associazioni dei militari in congedo stanno adesso prestando invece quello che è l'ossequio, l'omaggio ai monumenti ai caduti di tutte le guerre. Ecco, torniamo un attimo però alla giornata di oggi, perché noi oggi ricordiamo tutti i santi, sia diciamo così quelli che noi vediamo, conosciamo assolutamente nei nostri altari, ma anche tutti gli altri che hanno dato la loro testimonianza, anche perché ricordiamo che martire significa testimone nel greco antico. Certamente. Papa Francesco ama molto parlare della santità della porta accanto, lo ha fatto anche in un suo recente documento che è la lettera Christus Vivit. E la santità della porta accanto che cosa vuol dire? Che di per sé tutti siamo chiamati alla santità e forse ci sono anche dei santi, tra virgolette, invisibili, che però ci sono e possono essere anche sul nostro pianerottolo di casa. In questo momento io comunque inviterei a entrare nel clima di preghiera e di affidamento ai defunti, e quindi inviterei anche coloro di preghiera di suffragio per i nostri defunti, inviterei coloro che ci stanno seguendo, che sono collegati con noi, di unirsi alla preghiera del Santo Rosario che si sta svolgendo proprio qui nel cimitero. Principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel primo mistero della gloria contempliamo la risurrezione di Gesù dai morti. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti. Andiamo di qua. Noi li rimettiamo ai nostri debitori. Fate strada voi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria,
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero della gloria contempliamo Gesù che dona lo Spirito Santo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero della gloria contempliamo Maria assunta in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta
fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Figlio e Spirito Santo, Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero della gloria contempliamo Maria incoronata Regina del cielo e della terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sii benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella tua grande misericordia ci hai rigenerati mediante la risurrezione di Gesù dai morti a una speranza viva per un'eredità che non si corrompe e non marcisce. Ascolta la preghiera che rivolgiamo a te per tutti i nostri cari che hanno lasciato questo mondo. Apri le braccia della tua misericordia e ricevili nell'assemblea gloriosa della Santa Gerusalemme. Conforta quanti sono nel dolore del distacco con la certezza che i morti vivono in te e anche i corpi affidati alla terra saranno un giorno partecipi della vittoria pasquale del tuo Figlio. Tu che sul cammino della Chiesa hai posto quale segno luminoso la Beata Vergine Maria, per sua intercessione sostieni la nostra fede, perché nessun ostacolo ci faccia deviare dalla strada che porta a te, che sei la gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, ed spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende, o volentes, o pia, o
Con questo gesto susseguente alla celebrazione eucaristica abbiamo voluto abbracciare tutti i fedeli defunti, i nostri cari, ma anche tutti coloro che sono uniti a noi nella fede del Signore risorto, soprattutto quei defunti che hanno nella vita pagato un tributo doloroso, come in questo periodo stiamo vedendo. Parlo delle guerre, parlo di chi ha difeso anche il bene comune. Non possiamo, soprattutto qui nel cimitero di Mestre, non ricordare l'incidente del cavalcavia in cui 20 nostri fratelli hanno visto spegnersi la vita in un modo così drammatico. L'eterno riposo dona loro, Signore, e spegna ad essi la luce perpetua, riposo in pace. Amen. Così Sì, il Patriarcato di Venezia purtroppo ha partecipato al lutto di quelle famiglie che tragicamente, come abbiamo visto, hanno perso i loro cari in un incidente che ha lasciato tutti sgomenti, e il Patriarca quella notte si è recato a pregare per tutti, quando ha saputo che c'erano dei cristiani anche tra le vittime, ha anche benedetto i loro corpi nel rispetto ovviamente di tutte le fedi, però si è fatto prossimo con la preghiera, si è fatto prossimo con la preghiera e con la partecipazione del dolore. Nei giorni successivi poi abbiamo vissuto una veglia di preghiera diocesana per accompagnare non soltanto coloro che avevano vissuto un lutto, ma anche per accompagnare, per chiedere consolazione a tutti i feriti. E purtroppo però questo nostro tempo, il Patriarca lo ha richiamato, questo nostro tempo sta vivendo il dramma, la tragedia di una violenza che in modo quasi iperbolico diventa sempre più grande, ci lascia con un senso di grande fragilità, di grande impotenza, di timore anche, di timore. Ecco, torniamo al nostro ragionamento, mentre so che il Patriarca deve salutare, deve andare, non so se possiamo avvicinarci per una riflessione. Penso che adesso il Patriarca dovrà recarsi a Venezia per altri impegni pastorali. E quindi noi proseguiamo. Sì. Facciamo un passaggio insieme nel cimitero qui di Mestre, che tra l'altro è molto grande e anche ospita anche una serie di personalità. Io volevo tornare al ragionamento da laico. Sì. Il senso per un cristiano del cimitero, del fatto di attaccarsi ad esempio a delle pietre che sono una prosecuzione forse più stabile di un corpo che invece degrada. Certo, dicevamo prima che il corpo ha la sua dignità e che allo stesso tempo i segni hanno la loro importanza. Non dimentichiamoci che il cristianesimo è la religione dell'incarnazione, d'accordo? Del Verbo di Dio che si fa uomo, che prende la nostra carne. E dentro a questo mistero dell'incarnazione c'è l'entrare di Dio nel mistero della storia dell'uomo. Allora, questo che cosa vuol dire? Che non soltanto la storia con la S maiuscola è importante, ma tutte le storie, le nostre storie, quelle che hanno una S minuscola, la nostra anche piccola vita è preziosa agli occhi di Dio. E dunque certamente questi segni ci aiutano a ricordare quanto alta è la dignità di questa nostra esistenza, quanto preziosa è la nostra vita. Però vediamo che molta gente si aggrappa quasi a questi segni esteriori, non è che sia, come dire, un modo per esorcizzare la morte, anziché pensare che la morte è un passaggio verso la vita eterna, cioè attaccarsi alla materialità anche solo con immagine, anche solo con una stele. Certo. In tutto questo c'è bisogno di un'evangelizzazione, di una educazione e di una purificazione. Allo stesso tempo non possiamo neanche però permetterci sbrigativamente di giudicare anche quelle persone che all'interno di un dolore che noi non possiamo mai riconoscere, il mistero di un dolore che non conosciamo fino in fondo approfonditamente, reagiscono anche in questo modo. Quindi dietro alle volte anche
forse a volte anche un attaccamento eccessivo a questi segni, forse c'è anche proprio il bisogno di anche rendere concreto il mistero di un dolore. Certamente in questo è prezioso il ruolo della comunità cristiana, che non ha semplicemente il compito di annunciare la resurrezione, ma anche di farsi prossimo, di riscoprire una prossimità fatta di consolazione umana, fatta di una parola di speranza, fatta anche di aiuti concreti se necessario. In questo la comunità cristiana può fare molto concretamente. Da sacerdote, come ti avvicini alla morte? Perché da laico che vedo ogni giorno, dagli incidenti alla sofferenza, entri nelle case, ad esempio adesso noi ricordiamo ancora una volta Don Davide Schiavon, che ha fatto della sua vita la missione, soprattutto con la Caritas da sacerdote, che oggi ci ha lasciato nel giorno di Ognissanti. Ecco, io la vedo da laico come un momento di dolore, di distacco, veramente per alcuni incolmabile. E allora come colmare questo dolore che diventa anche, perché come direbbe più di qualcuno, allora sono in quei momenti in cui tu dici a Dio: perché proprio a me? Perché questo dolore? Che cosa ho fatto? Cosa ti ho fatto di male? La prima cosa che dobbiamo fare è quella di imparare ad ascoltare le persone. E quando mi è capitato e mi capita di celebrare delle esequie, la prima cosa da fare è sempre quella di mettersi in ascolto e quindi cercare di capire come il Signore può aver incontrato quella vita, quella famiglia, quelle situazioni concrete, quindi mettersi innanzitutto in ascolto. La seconda cosa è avere profondamente rispetto nei confronti del dolore di tutti e di tutte le manifestazioni della fatica, anche del dolore. Poi bisogna anche comprendere che fede uno ha davanti, perché magari c'è bisogno di accompagnare una fede semplice che è quasi come, appunto, come dice il Vangelo, una fiamma che è una fiamma tremula, un lucciglione fumigante. Allora in quel caso, appunto, forse probabilmente una delle cose più efficaci, oltre a scoprire anche la forza, la potenza, la grazia della preghiera, che per noi cristiani non deve mai essere messa all'ultimo posto, cioè la prima cosa da fare per noi è sempre pregare, e pregare non solo per i defunti ma anche per le persone che vivono questo lutto. Però poi uno strumento molto utile e molto significativo è porre in essere tutti quei gesti che abbattono le barriere, cioè che generano prossimità, no? Che quindi fanno capire che non sei solo in questo tuo dolore, in questa tua fatica. L'abbraccio, insomma. Una sorta di abbraccio in tante modalità possibili, magari a una determinata persona può non far piacere essere abbracciata fisicamente, però un abbraccio di altro tipo, a livello emotivo, con le parole, quindi essere comunità, con dei segni, esattamente, essere comunità. Quindi diciamo che la riflessione di un sacerdote o un laico è: in un momento di massimo dolore il primo passaggio è sentirsi non soli, non un'isola ma una comunità, una cosa difficilissima da realizzare in questi tempi dove l'individualismo è diventato centralità. Certo, però dobbiamo sempre ricordare che Gesù Cristo ha fondato una comunità. Prima ancora cioè il Signore non ha consegnato un libro, i Vangeli sono stati scritti dalle comunità cristiane che vivevano del mistero della Pasqua. La cosa che ci consegna il Signore Gesù è innanzitutto la vita comunitaria, l'essere comunità. Ecco, ma allora io volevo chiedere ancora un'altra riflessione in questo momento in cui appunto si parla di materialità, e torniamo a quel discorso che ha accennato anche il patriarca, quindi la materialità dell'esorcizzare attraverso il dolcetto, lo scherzetto, la morte. Sì, ci sono tante modalità con le quali si può esorcizzare la morte, purtroppo. Alle volte anche una vita vissuta, tra virgolette, al massimo, con i motori sempre su di giri, è un modo per mascherare la paura della morte. E quindi proviamo a fermarci. Ecco, questo volevo dire, visto che siamo arrivati, perché sai, siamo tornati da dove siamo partiti, e quindi è il momento di, diciamo, chiudere questo nostro pomeriggio insieme. Però io volevo una tua riflessione, ti do tu una tua riflessione per tutti noi, perché quando scaviamo in un giorno come questo dentro il nostro cuore c'è sempre un dolore che non riusciamo mai a calmare, che è quello delle persone più care che ci hanno lasciato, che è il pensiero di chi non c'è più e che ci manca ogni volta che pensiamo. Ecco, allora quando ci troviamo soli in quel punto nero della nostra vita, dove dobbiamo, a chi dobbiamo e dove dobbiamo aggrapparci? Noi in primo luogo proviamo a fermarci e a scoprire il silenzio che è dentro di noi, il silenzio che è attorno a noi, non come un vuoto,
Troppo spesso noi abbiamo paura del silenzio perché siamo presi quasi da questo horror vacui. Fermiamoci e nel silenzio riscopriamo la dignità della nostra vita, la bellezza di quello che noi siamo, la bellezza anche degli istanti più semplici. E dentro a questi, raccogliendosi in preghiera, in un dialogo a tu per tu con il Signore, scopriremo l'unicità della nostra vita. Perché come dicevano anche alcuni santi, d'accordo, come dicevano anche alcuni commentatori della Sacra Scrittura, il Signore sa contare solo fino a 1. Cioè il Signore sa contare solo fino a 1, cioè guarda sempre e soltanto alla dignità di ciascuno di noi, non guarda alla grande massa, al grande numero, quindi guarda a ciascuno di noi con amore e con premura. Per cui, per quanto fragile e anche segnata possa essere la nostra esistenza, per quanto ci possono essere anche delle occasioni di prova, siamo invitati a scoprire la bellezza di quello che noi siamo, la bellezza del dono della vita che ci è stato fatto e la sua preziosità. E come diceva il Patriarca nell'omelia, scoprire che anche il momento della nostra morte può essere illuminato dalla bellezza della nostra vita. Il Patriarca ha citato il modo in cui è morto Don Pino Puglisi, questo grande martire che ha dato tutta la sua vita per salvare i suoi giovani dalla mafia. Nel momento della morte ha guardato il suo killer sorridendo. Questo poi ha provocato la conversione del suo killer. Perché? Perché lui ha vissuto della gioia del Vangelo per tutta la sua vita e ciò che è stato il suo ultimo istante su questa terra è stato illuminato dalla bellezza che lui ha saputo scoprire e vivere ogni giorno, nella semplicità di ogni giorno. Possiamo dire laicamente un po' è l'impronta che tu lasci nel tuo passaggio, seppur temporaneo, in questa terra? Per noi la risurrezione per noi la risurrezione non è semplicemente un'impronta, cioè la nostra individualità, quello che noi siamo, è chiamato alla vita eterna, quindi non è semplicemente un passaggio. Certamente però ciascuno di noi è capace di lasciare sicuramente un segno della bellezza della sua vita e dell'amore se si apre all'amore più grande, che è l'amore di Dio. Da soli non ce la facciamo, rischiamo sempre il ripiegamento su noi stessi o di essere schiacciati dagli eventi. Allora chiediamo al Signore di poter avere una vita capace di risplendere veramente della gioia della Pasqua, della bellezza della risurrezione, per poter lasciare anche un'impronta di bene in questo mondo. Allora possiamo dire, sempre da laico, che fare del bene agli altri in fondo ci regala un po' di resurrezione, forse di immortalità. Certamente chi vive il comandamento dell'amore, d'accordo, che è duplice, come il Vangelo di domenica scorsa, di domenica scorsa ci ha ricordato, chi vive il duplice comandamento dell'amore, l'amore a Dio e l'amore al prossimo, fa sì che la sua vita giunga veramente a pienezza e a maturazione, quindi al suo compimento. Direi che con questa riflessione possiamo chiudere questo lungo pomeriggio che abbiamo vissuto insieme, cercando di raccontare il momento forse più difficile, ma forse anche il più bello, che è il passaggio da questo mondo al di là. Grazie a Don Marco Zane, grazie a tutti voi per l'attenzione e da Mestre restituisco la linea alla rete.